Assessore, oggi oltre a potenziare ovviamente il nuovo ospedale, si penserà anche ovviamente a potenziare la continuità assistenziale in tutta l'area. Infatti noi dobbiamo lavorare insieme sul miglioramento dell'altissima tecnologia, dell'altissima professionalità, ma continuando a pensare che uno dei nostri obiettivi fondamentali è quella continuità assistenziale, che è venire incontro a tutte le esigenze dei cittadini, non solo nei momenti del problema acuto. In questo l'azienda per l'assistenza sanitaria udinese, l'ospedale di Udine e il presidio ospedaliero territoriale di Cividale dovranno lavorare insieme, e quindi lavorare sull'ospedale di Udine vuol dire lavorare anche sull'ospedale di Cividale. Abbiamo oggi detto che lì apriremo a breve i 4 posti di hospice, potenziamo la continuità assistenziale integrando la RSA con un medico di medicina interna collegato con l'ospedale, quindi quelle strutture dovranno essere sempre collegate con la parte ospedaliera. E sul presidio di Cividale una delle cose importanti è anche che entro il 30 marzo verrà attivato anche il centro di salute mentale sulle 24 ore, che è una delle richieste che oggi sono più pressanti, perché queste sono problematiche che richiedono un'attenzione più ampia anche nella fascia oraria.